Salone Nautico di Venezia procede con un ricco calendario di mostre, regate, conferenze, tantissimi eventi che coinvolgono diverse aree dell'Arsenale. In laguna nessuno ha dimenticato il Moro di Venezia, appassionante protagonista della Louis Vuitton Cup nell'estate del 1992. Oggi, dopo aver compiuto il suo 30° compleanno, il Moro si gode gli onori alla carriera in veste di ambasciatore del Salone Nautico 2021, omaggiato anche dalla più bella fanciulla di Venezia, la Maria del Carnevale Mara Stefanuto. E il nuovo armatore Gianfranco Natali ha grandi progetti. Il Moro di Venezia tornerà a ruggire e a farci sognare. Consolidare la partecipazione del Moro all'evento storico della Venice Hospitality Challenge. Saremo presenti con tutto lo staff dei ragazzi del 92. Stiamo guardando e valutando anche una partecipazione al trofeo storico Monte Carlo per barche d'epoca. Ovviamente sono barche prettamente in legno, noi come Moro siamo fuori concorso perché è stata una delle prime barche in carbonio, innovativa, e anche se ha oramai la sua veneranda età di 30 anni è ancora competitiva e non possiamo competere, saremmo sleali a competere con queste bellissime barche in legno, per cui parteciperemo volentieri fuori concorso per suggellare questo legame con la vela e anche con i progressi che la vela ha fatto nel corso dei decenni passati. Al Salone Nautico non poteva mancare la Venice Hospitality Challenge, la regata che combina il fascino della grande vela con quello dell'eccellenza alberghiera. Alla Torre di Porta Nuova la presentazione dell'8ª edizione del Gran Premio Città di Venezia, riservato ai maxi yacht. Si disputerà il 16 ottobre nel bacino di San Marco e, di fatto, è l'unica regata al mondo che si svolge nelle acque interne di una città. Essere inseriti nel contesto dei 1600 anni di Venezia è una cosa che dobbiamo impegnarci perché venga un'edizione ancora più bella di quello che era negli anni scorsi. E Venezia ben si presta per questi eventi mondiali con questi maxi yacht che sono assolutamente ecologici e quindi in tema con tutto ciò che rappresenta Venezia come anche città nel contesto assolutamente che deve essere ecologica e che vuole essere la capitale per il prossimo anno. È uno spettacolo unico che si può godere solamente a Venezia. Se voi pensate che queste barche sono barche oceaniche e che vengono a gareggiare in un canale che non è più largo di 300 metri, voi capite che la difficoltà e la perizia della manovra sono essenziali. Qui si vede veramente cos'è un timoniere di grande levatura. Che cosa la ricerca scientifica può fare per la laguna di Venezia? L'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR-ISMAR lo spiega in una mostra allestita presso la Tesa 102 dell'Arsenale. Sono esposti piattaforme e sistemi tecnologici di osservazione e monitoraggio ambientale che permettono svariate operazioni, dalla mappatura dei fondali marini a indagini geologiche e geofisiche fino a missioni di sorveglianza. Ma l'intento che più colpisce in tempi di accresciuta coscienza ecologica è la sperimentazione di tecnologie per il recupero e il riciclo dei rifiuti marini, con l'obiettivo di generare nuove risorse in un'ottica di economia circolare. L'Istituto di Scienze Marine è concentrato anche nelle ricerche sui sistemi fiume-delta-mare, di qui il proposito di designare il delta del Po e le lagune del nord Adriatico, inclusa la laguna di Venezia, quale sito pilota per lo sviluppo di attività di ricerca e sperimentazione tecnologica a livello internazionale. E al Salone Nautico di Venezia si è parlato anche del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021, il Giro d'Italia a vela su 7 tappe che toccherà alcune tra le più belle località italiane. Nato per raccogliere in un unico evento le 3 discipline fondamentali della vela,
offshore, inshore e tavole, l'evento velico 2021 muoverà ufficialmente da Genova il prossimo 27 agosto e impegnerà gli atleti in 2 blocchi di regate fino al 26 settembre. Per questa edizione è stata eletta Venezia a sede delle premiazioni. Marina Militare Nastro Rosa Tour, una manifestazione che stiamo organizzando insieme alla SSI International e si propone di valorizzare il brand Marina Militare nell'ambito di un percorso per riattribuire un ruolo centrale in ambito marina allo sport velico e alla vela in generale. Abbiamo pensato di organizzare questo evento che si propone di diventare un evento stabile nel panorama velico nazionale ed internazionale per fare in modo che i nostri valori e le nostre tradizioni marinaresche, che sono proprie della Marina Militare, tornino ad essere centrali nel nostro mare, cioè nel Mar Mediterraneo. Quindi questa prima edizione del Giro d'Italia a vela sarà il primo, ci auguriamo, di una lunga serie che andremo a rivivere nel tempo il più avanti possibile. Sono in realtà 8 location nelle quali, partendo da Genova, passando da Roma, Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Brindisi, Bari, Marina di Ravenna e tornando quindi in fondo qui a Venezia, si faremo nel periodo tra metà di agosto, fine di agosto e la fine di settembre. All'interno di queste 3 discipline trovano poi spazio tutte le varie tipologie di barche, di tavole, di kite eccetera, che sono parte del panorama velico nazionale e internazionale.